Buongiorno da Portoviro, 16ª edizione della giornata del tartufo del Delta del Po. Seguiamo oggi la gara di cerca di tartufo e di riporto con cani addestrati, ascoltando i protagonisti e ringraziando l'amico Michael Bagno che ci ha seguito e ci ha dato tutte le informazioni del caso. Cosa significa secondo lei una festa e una gara di questo tipo? Beh, cosa molto importante è prima di tutto la condivisione di una passione, anche se svolgiamo questa passione dentro a un campo, torno a ripetere così, quindi tutto ben recintato, fa ben sì che comunque vadano anche a instaurarsi tra tutti i concorrenti anche quello che è il mondo, la conoscenza, quindi l'evolvere. Ben vengano sì queste gare, ma affinché abbiano uno scopo di conoscenza all'interno delle stesse. Allora, come passione io ho iniziato come tartufaio, proprio iniziando come dalle origini. Ho iniziato con un cane e poi dopo ne ho presi alla fine 3 e da lì ho iniziato anche la passione, diciamo, come hobby degli attrezzi. Però è tutto un insieme, poi da lì abbiamo creato una piccola associazione dove facciamo questi eventi, queste gare. Come vede ci sono tante persone appassionate su quest'ambito delle gare di cani del tartufo e siamo qui. Tu istruisci i cani per sentire l'odore del tartufo, come si fa? O è un segreto che custodisci gelosamente? Sì, qui sono i Nasus, hanno una particolarità, ecco, sono dei semplici involucri dove all'interno viene posto il tartufo o l'aroma di tartufo, dove poi questi si interrano e con questi qui si addestrano i cani. Sono contenitori che vengono utilizzati appunto in questo ambito. Si possono usare sia per i cuccioli che per adulti, sia per l'avviare oppure per l'allenamento o per l'allenamento oppure per l'addestramento. E servono anche per le gare, perché noi in pratica quando facciamo le gare usiamo i Nasus come ritrovamento diciamo del bussolotto, lo chiamiamo bussolotto. In pratica ci sono seppelliti almeno 8 di questi Nasus in ogni campo. Ci vuole il talento del cane o qualsiasi cane può farlo, e quanto tempo ci mettete a istruire un cane? Diciamo che ci sono, come in questo caso possiamo vedere in questa manifestazione, razze di cani quali il lagotto romagnolo che hanno una predisposizione di razza. Rimane sempre un po' lo scoglio più grosso, è il conduttore che bisogna anche addestrare, allenare, perché non è semplice, è semplice addestrare il cane, ma è un po' più complesso addestrare il suo conduttore. È stata una bella kermesse, come si suol dire, e questo deve essere un proseguo. Un plauso va sempre a Dismo Milani, perché nella sua capacità di mettere insieme, di far collante con tutte le altre aziende e soprattutto con i suoi collaboratori, comunque è una giornata importante che ha portato lustro alla città di Portoviro, ma non solo, perché l'Ente Parco e il Delta del Po ne sono orgogliosi. Ben vengano altre occasioni come queste per rilanciare e promuovere il nostro territorio.